L'approfondimento giuridico dell'Avvocatura Civica della Regione è ancora nelle sue fasi finali e la riserva sarà sciolta ufficialmente solo tra un paio di giorni. Ma il destino del referendum sulla separazione di Venezia e Mestre appare ormai quasi certamente svincolato da quello dell'autonomia del Veneto. Tra gli ostacoli principali all'Election Day elencati dal governatore Luca Zaia i due ricorsi davanti a Tara e Corte Costituzionale. E poi anche il grande aspetto del danno erariale, in una direzione quella dell'Election Day oppure nell'altra direzione quella del non fare il referendum. Non fare l'Election Day, promette Zaia, non significa però abbandonare il tema che resta sul tavolo. Comunque il referendum Venezia-Mestre verrà affrontato, male che vada, nel momento in cui ci saranno tutti questi chiarimenti di natura giuridica, a fronte anche di sentenze, immagino, visto e considerato che c'è anche un TAR in piedi. Del resto era stato accusato di attendismo anche sull'autonomia e qualcuno profetizzava che il referendum non si sarebbe fatto, ricorda il governatore, invece si trattava soltanto di avere tutte le carte in regola. Il referendum dell'autonomia del Veneto si è fatto a bocce ferme. Si è attesa l'impugnativa, si è attesa la sentenza, c'è stato dibattimento avanti alla Corte Costituzionale, quando abbiamo avuto una sentenza definitiva si è convocato il referendum. Io il referendum dell'autonomia del Veneto lo potevo convocare formalmente già a giugno 2014, però ho aspettato tutte le sentenze in maniera tale che non ci fossero dubbi.